Amici, asterischi e protoscimmie, è sempre bello quando i sardi imparano una parola nuova, è successo anche di recente con remigrazione, ed è bellissimo perché la remigrazione in realtà è già in atto, ma non per Mustafa e Abdul, la remigrazione è in atto per me e per te, perché non so se vi siete accorti ogni tanto quando non guardate le spiagge, che ci sono dei gruppi di investimento americani e non, dei palazzinari sardi e non, e dei pidocchi resuscitati sardi, che stanno trasformando le nostre città tipo Cagliari Obbia in dei cazzo di villaggi vacanze anonimi senza identità di merda. Perché è inutile tirare fuori i mammutonis quando c'è l'American's Cup se poi un sardo qualsiasi che vuole venire a vivere qua si trova affitti improbabili per una città che non offre stipendi alti, anzi più bassi della media, con offerte di lavoro inutili. Ecco, e quindi piano piano la rimmigrazione c'è. Voi la state chiedendo, ma in realtà ve la stanno dando lentamente, ve la stanno strofinando nel culo. Queste cose, non so se vi siete accorti che c'è un attimo di sovradosaggio di B&B, Anche questi discorsi tipo, no, perché poi d'estate la devo dare ai turisti. Quindi la rimmigrazione c'è già verso noi sardi. Quante volte avete letto il commentino? Vabbè, puoi anche andare a vivere nei paesi. Quindi, ok, capito? Mentre voi pensate, vai, torna a casa tua, tu e quella burca di tua moglie, c'è un altro sardo che fa, anche tu però, torna a casa tua, perché io ho ereditato una casa a Cagliari con tanta fatica, tipo, babbo e mamma sono morti? Babbo e mamma sono morti? Babbo e mamma sono morti? E niente. Quindi reimmigrazione sta già succedendo, cazzo, è bellissimo. È come quella roba tipo mamma, si reimmigrano, lasciali rimmigrare. No, si rimmigrano a noi. Chiudo con il proverbio sardo, l'ho rimodificato per adattarlo meglio. Su burricu sardu, du godasa scetti. Ciao, inculate. Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo sentito in questi giorni che la campagna elettorale della destra colonialista italiana è arrivata in Sardegna e ci sono 2000 iscritti al partito di Vannaci. Ovvio, gli ascari trovano subito la barchetta italiana dove salire, no? Loro piace tanto e quindi vogliono la remigrazione. Perché Vannaci non inizia a parlare anche di remigrazione di chi non si sente italiano? Io per esempio non sono italiano, io sono sardo, non sono italiano. A me di quello che dici tu della scuola, che adesso bisogna imparare l'inno italiano, Vannaci, io non voglio che i miei figli imparino l'inno italiano. Non siamo italiani qua in Sardegna, anche se hai 2000 ascari tra le tue fila. Sono 2000 ascari su una popolazione di 1.500.000 abitanti. Senza contare i sardi in giro per il mondo. Un'altra cosa, visto che parli di cultura, sarebbe interessante iniziare a parlare di storia e cultura sarda in Sardegna e iniziare a estromettere quella italiana, perché è una cultura allogena, come dici tu, in termini tecnici, allogena, perché l'Italia e gli italiani sono allogeni in Sardegna, sono una delle etnie più pericolose che infestano gran parte del nostro territorio, nelle nostre basi militari, nelle caserme che ci sono, delle tue amate forze dell'ordine coloniale straniero con i vari napulè che fanno i prepotenti, i supponenti e si chiedono padroni di casa nostra quando non hanno a che fare con la nostra etnia, non hanno neanche i nostri stessi tratti sommatici, visto che vogliamo parlare di fisionomica. Ecco, non hanno gli stessi nostri tratti sommatici, vari napulè che vestono il cappello con la fiamma o che hanno quelle macchinine con cui fermano i sardi che sono in giro nel loro territorio nativo. Ecco, così per dire. E non siamo compatibili, purtroppo non siamo compatibili. Tornando a noi sardi dovremmo remigrare tutti in Sardegna, finire con questa diaspora che ci ha insegnato lo Stato italiano, perché vogliono una Sardegna senza i sardi, una Sardegna svuotata e possibilmente riempita di altre popolazioni. Ragazzi, il problema è che attraverso i luoghi pubblici, tipo le scuole, le varie istituzioni locali, le varie giornate di legalità che fanno insieme alle forze dell'ordine coloniale nelle scuole, ci insegnano che stare sottomessi allo Stato italiano sia sempre una vittoria. Ci insegnano che tutte le opere che fa lo Stato italiano è per il nostro bene. Ci insegnano che il successo lavorativo coincide con l'abbandonare la Sardegna e servire le loro istituzioni in continente contro la Sardegna. Ci insegnano che restare in Sardegna e proseguire il lavoro dei nostri genitori, dei nostri antenati sia un fallimento e che andarsene è un traguardo. Per decenni ci hanno ripetuto la stessa storia: studia, parti fuori, vai via, ti faccio fare questo Erasmus, troverai fortuna altrove. Ci insegnano proprio che le nostre aspettative di vita sono fuori dalla Sardegna.
Poi ci dicono i soliti miti: ma potresti costruire la tua vita lontano da casa, non sei un albero, devi raggiungere questo progresso perché in Sardegna non c'è spazio per te, perché i soldi pubblici che si spendono in Sardegna servono per le multinazionali. Hai successo se queste multinazionali ti trovano un posto fisso, anzi facciamo il progetto insieme alla stessa multinazionale che sta stuprando la tua terra e ha spinto i tuoi stessi familiari a scappare all'estero. E ci spacciano tutto questo come apertura mentale, modernità, come cultura del progresso. Ci presentano questo come qualcosa di, come si dice, qualcosa di auspicabile. Ma bisogna chiedersi: questo progresso per chi è? Perché è questo progresso? A vantaggio di chi? A quale prezzo? A chi avvantaggia il fatto che noi facciamo questi Erasmus e usciamo fuori? Avvantaggia a quelli che vogliono conquistarla la Sardegna. Perché ogni volta che un giovane sardo lascia la propria terra non stiamo perdendo soltanto una persona, stiamo perdendo un investimento fatto dalla famiglia, stiamo perdendo energia, stiamo perdendo competenze, stiamo perdendo famiglie intere, future, perché questa gente andrà fuori, si farà una posizione fuori, si sposerà fuori, farà figli per un'altra nazione, non più per la Sardegna. Stiamo perdendo figli che non nasceranno più qui. Stiamo prendendo imprenditori che non apriranno imprese qui, ma le apriranno fuori, faranno successo fuori. Stiamo perdendo medici. Stiamo perdendo insegnanti, stiamo perdendo ricercatori, stiamo perdendo lavoratori qualificati che hanno studiato, che conoscono il mestiere, e in cambio importiamo analfabeti senza arte né parte. Stiamo perdendo gente che avrebbe potuto contribuire a uno sviluppo reale della Sardegna, che conosce il contesto, che conosce i bisogni dei sardi, che sa realmente qual è l'esigenza del territorio sardo. Eppure ci viene detto che tutto questo è naturale, ci viene detto che è inevitabile, ci segnano che questa è la società moderna, una società moderna dove il popolo sardo si estingue o viene sostituito con altre popolazioni del mondo che nulla hanno a che fare con la Sardegna e che non rispondono a quello che lo stile di vita sardo ha sempre previsto. Un'istituzione dovrebbe aiutare un popolo che comprende se stesso, dovrebbe rafforzare la consapevolezza della propria storia, dovrebbe trasmettere la memoria e l'identità di appartenenza. Evidentemente queste istituzioni vogliono distruggerla. Quanti giovani sardi terminano il percorso scolastico? Quanti giovani sardi conoscono la vera storia della Sardegna? Profondamente. Quasi nessuno, Quanti sardi conoscono le vicende del loro popolo, le vicende dei loro vicini di casa? Quanti realmente sono connessi con la storia della propria comunità? Quanti hanno studiato la lingua dei loro nonni? Nessuno. Quanti la esercitano? Quanti sardi sono quelli che vedono la Sardegna come il centro principale della loro esistenza, ciò che sono venuti a fare in questa esistenza per arricchire questa terra, e quanti invece la vedono, secondo il lavaggio del cervello che gli hanno fatto, come una periferia dell'impero europeo che non ha speranze e che non si può rialzare perché tanto è sempre sottomersa, tanto è sempre stato così, tanto comandano loro. Quanti sono i sardi che poi si identificano con l'Italia e disprezzano la Sardegna? Soprattutto negli ultimi... Noi vediamo che troppo spesso nella scuola, nell'educazione di Stato, sembra trasmettere sempre lo stesso messaggio implicito, dalle scuole elementari sino all'università. Ti ripetono che il futuro è altrove, che le opportunità sono altrove, che la realizzazione personale è fuori dalla Sardegna, che se noi seguiamo i passaggi dei nostri genitori, seguiamo i mestieri del nostro gruppo indigeno, rimaniamo arretrati, che noi dobbiamo adattarci al mercato americano, a quello che c'è fuori, dobbiamo guardare al nord Italia, dobbiamo guardare tutto tranne che in Sardegna. Tutto tranne che in Sardegna. Per cui ti fanno capire che la Sardegna diventa il luogo da cui partire, il luogo in cui non puoi mai tornare, il luogo in cui non puoi mai costruire, il luogo in cui non puoi investire, e intanto qua vengono e investono loro. E quelli stessi professorini iscritti nei partiti italiani fanno fare i progetti insieme alle multinazionali che vogliono conquistare la Sardegna. Così intere generazioni crescono con l'idea interiorizzata che la propria terra sia insufficiente, che la propria cultura non conti nulla, che la propria identità sia un ostacolo invece che una ricchezza. Persino programmi cerebrali come strumenti di apertura internazionale vengono spesso raccontati in un modo: partire, andare via, lasciarsi alle spalle le proprie radici. Naturalmente conoscere il mondo è un valore, studiare all'estero è un valore, imparare nuove lingue è un valore, non è qualcosa, è qualcosa che arricchisce. Il problema nasce quando il viaggio diventa una strada a senso unico, dove gli studenti partono fuori e la scuola li agevola a stare fuori, o se no li agevola a entrare a lavorare per quelle multinazionali che stanno distruggendo la Sardegna.
Quando partire significa non tornare, quando l'apertura verso il mondo coincide con lo svuotamento della propria comunità, quando un modello ideologico-economico coincide con l'estinzione del proprio popolo, significa che quello è un sistema parassitario da abbandonare. Quando il talento formato qui produce ricchezza altrove, si capisce che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa che è impostato per far estinguere i sardi. La nazione sana non manda i loro figli in giro per il mondo, ma offre a loro motivi per restare, offre delle opportunità. Una nazione forte trasforma l'esperienza internazionale in sviluppo locale. Una nazione consapevole non considera l'immigrazione permanente come l'unica prospettiva possibile per i suoi figli, per i suoi giovani. Noi non siamo contrari alla conoscenza, non siamo contrari allo studio, non siamo contrari agli scambi culturali, siamo contrari all'idea che il progresso debba coincidere con l'abbandono delle proprie radici. Siamo dell'idea che l'identità locale sia qualcosa di superiore a qualsiasi cosa che ci sia all'esterno. Siamo contrari a una mentalità che considera la Sardegna soltanto come punto di partenza, perché un popolo che dimentica se stesso diventa facilmente sostituibile. E sta già accadendo. Un popolo che perde la memoria, perde la capacità di immaginare il proprio futuro. Un popolo che non trasmette la propria identità alle nuove generazioni rischia di dissolversi molto velocemente. Noi vogliamo un'istruzione che apra finestre sul mondo senza chiudere la porta di casa. Vogliamo scuole che insegnano ai giovani a conoscere la Sardegna prima ancora che il resto del mondo. Vogliamo l'università che formino cittadini della Sardegna e non nomadi del mondo, costruttori della propria comunità. Vogliamo che i nostri figli possano partire ed imparare e tornare per costruire in Sardegna il vero progresso che vogliono i sardi, per la cultura sarda, per la nazione sarda. Perché il vero progresso non consiste nel svuotare la propria terra e lasciarla stuprare da chiunque venga da fuori, ma consiste nel processo di autodeterminazione del proprio popolo, che si rende libero e indipendente nel proprio territorio d'origine, come diritto di ogni popolo indigeno. Il vero progresso consiste nel dare a quel popolo gli strumenti per prosperare nella propria terra. Finché esisterà un sardo disposto a difendere la propria terra, la propria lingua, la propria storia, la propria appartenenza di identità sarda, la Sardegna continuerà a vivere. Ma questa sopravvivenza è minacciata da un'educazione di Stato che si oppone a uno sviluppo reale della Sardegna. La Sardegna non deve essere vista come un ricordo durante le processioni di ciò che eravamo, di una Sardegna bucolica legata a un mondo romantico dove i bambini vivevano con gli animali e oggi non si può più, dove la gente usciva per strada e oggi sembra che tutti sono rintanati in casa. La Sardegna non deve essere vista come un folklore per divertire i turisti. È inutile che noi facciamo i mammutone, sono le cose in periodi oltretutto distanti da quelle che sono le ritualità sarde, ma stiamo tirando fuori le nostre cose etniche come feticcio per divertire i turisti. Noi non viviamo più le nostre tradizioni, noi viviamo le nostre tradizioni in base a quanto possono far guadagnare. Ma ci rendiamo conto? Abbiamo venduto la nostra anima. Una comunità viva, un popolo vivo, è consapevole padrone del proprio destino. E noi non ci dobbiamo far sottomettere da quella che è una propaganda di Stato che passa per le scuole. Perché per quanto loro possano dire ma quanti sardi sono partiti, quello è presidente di quella società, quello fa l'altro. Ma scusate un attimo, i nostri antenati, che erano un popolo antico, non è che loro facevano gli Erasmus. Ci sono tanti sardi che sono partiti in giro per il mondo, ma quelli che hanno tirato su una civiltà come la civiltà nuragica, dalla Sardegna partivano e dalla Sardegna tornavano. Tutte quelle migliaia di nuraghe non sono state costruite da disterrati, sono state costruite da gente che è nata su questa terra. E quello era un popolo, noi siamo un popolo che esiste ancora prima delle istituzioni europee, ancora prima di tutti gli stati. Siamo stati un popolo che ha attraversato 100.000 invasori, 100.000 dominazioni straniere, guerre, carestie, povertà. E oggi abbiamo l'opportunità di prendere coscienza, essere padroni a casa nostra e buttarli fuori dai coglioni tutti quanti. Non ci stiamo adoperando affinché i sardi che sono all'estero tornino e che si faccia una battaglia per liberare la Sardegna. Noi dobbiamo decolonizzare la Sardegna, perché il popolo sardo nell'arco dei secoli non si è mai arreso. Noi siamo quelli che siamo l'ultima generazione forse che vedrà la Sardegna se si continua di questo passo.
Oggi ci troviamo davanti a una minaccia diversa, che è una minaccia silenziosa, è una minaccia che funziona con la burocrazia, con i fogli di carta, non avanza con gli eserciti se non per esercitazioni militari, inquinamento bellico, eccetera, eccetera, ma non vengono col fucile casa per casa a tirarci fuori per andare via. Siamo noi che andiamo via e non abbiamo le palle di fare come facevano i nostri antenati, che quando qualcosa non andava bene eliminavano il problema. Chi ha orecchie per udire, udisca quello che vuole, però i nostri antenati, quando c'era un problema, il problema lo eliminavano. Il nostro nemico si manifesta in silenzio, comprando le case vuote dei sardi emigrati, le trasforma in B&B, e normalmente i sardi che vorrebbero tornare in Sardegna non possono venire perché non riescono a trovare affitti a buon prezzo. I comuni si svuotano di giovani, quindi non ci sono più bambini. Ci sono comuni dove nasce un bambino ogni 3 anni, quindi le scuole chiudono, i paesi si spopolano. I giovani che non vedono prospettive perché quando vanno a chiedere quando fanno un business plan e lo presentano alla banca o lo presentano alla regione, ci sono sempre dei cavilli: ah, ma tu non hai un garante, ah, ma tu non hai questo, ah, ma tu non hai l'altro. Però questi soldi per le multinazionali ci sono, i soldi per fare i parchi eolici ci sono, i soldi per mettere quei cazzo di pannelli solari ci sono, i soldi per l'esercito ci sono, i soldi per i giovani che vogliono aprire un'attività non ci sono. Quindi state costruendo una politica per fare in modo che i giovani partano già dalle scuole, perché a scuola non ti insegnano come tu potresti aprirti un'attività, non ti insegnano i passaggi che tu devi fare per costruirti un futuro da solo. Perché? Perché c'è un baronato di grossi, diciamo, chiamiamoli baroni, che hanno l'elite politica in mano, che offrono i bandi migliori per i loro amici, amici degli amici, figli, parenti, eccetera, eccetera. Perché negli altri posti i sardi riescono, in Sardegna no? Un'altra cosa, perché dobbiamo accettare, per esempio, che noi dobbiamo avere delle terre abbandonate e gli anziani che restano da soli a custodirle finché possono si trovano poi senza forze e nessuno le coltiva più, perché magari i propri figli, i propri nipoti sono partiti fuori a costruirsi una carriera fuori, perché la campagna non li interessava, perché non rendeva abbastanza. Ma perché non rende abbastanza? Perché in Sardegna chi dirige il mercato, il libero mercato che piace tanto a Carlo Zanna, fa una cosa che si chiama concorrenza sleale. Non essendoci dei freni alle merci estere, hanno fatto in modo che morisse tutta l'agricoltura, hanno dato contributi per distruggere vigneti, stanno dando contributi per non coltivare i terreni, stanno facendo delle cose assurde. Questa cosa è un grande problema, il vero problema del nostro tempo, cioè la denatalità e l'emigrazione dei sardi. Cosa accadrà alla Sardegna se i sardi continueranno a diminuire? Cosa resterà della nostra lingua? Cosa resterà delle nostre tradizioni, della nostra memoria, della nostra identità? Non resterà niente. Cosa resterà di un popolo se il popolo stesso scompare? Ci hanno detto che questa cosa è legata al progresso, ma non si capisce come mai il progresso crea la desertificazione umana. Ci hanno detto che questa cosa è inevitabile. Ma scusate, è inevitabile che noi ce ne andiamo e non è inevitabile le porcate che fate voi con le pale eoliche, pannelli solari, che prima non c'erano e li state facendo adesso, state distruggendo il territorio adesso. A che prezzo è questa modernità? Per chi? A chi giova questa modernità? Ci hanno detto che bisogna adattarsi a questa situazione, che è tutto normale. È normale che un Napulè in divisa viene e ti manganella, perché una multinazionale ebraica israeliana viene a espropriarti il terreno. C'è un Napulè italiano col manganello che non vede l'ora di pestarti. È ovvio, nel loro cervello tu sei un problema. I sardi, nel cervello dei Napulè, sono un problema, sia quelli in divisa sia quelli nella camorra ad Alghero. Noi abbiamo il diritto di domandarci perché in questa terra così ricca debba vedere continuamente i propri figli emigrare e le nostre ricchezze se le prendono gli altri. Abbiamo il diritto di chiederci perché il sacrificio è sempre richiesto a noi e mai a loro. Mai agli italiani che vengono qua a vivere come parassiti in Costa Smeralda, a sfruttare il nostro territorio, a fare estorsioni di Stato quando si presentano nelle aziende a chiedere tasse che non riusciamo più a pagare. E poi ti spaccano i coglioni anche, ti fanno la giornata della legalità, della moralità. Quando ti trovano in giro, magari sei seduto in una piazza, dicendo che stiamo facendo qua, con quest'aria di supponenza. Ecco, guarda che questo clima di terrore che creano con il loro modo di fare tipico della loro cultura mafiosa, di che loro sono i padroni seguiti dai loro cagnolini ascari, ovviamente. Beh, tutta questa situazione ha creato lo spopolamento.
Molta gente se n'è andata via dalla Sardegna perché ci sono stati degli anni dove veramente sembrava di vivere in uno stato di polizia. Che a me è capitato di essere seduto in una piazza mangiando una pizza. Sono venuti i carabinieri, stavo mangiando una pizza con un mio amico. Sono venuti i carabinieri, ci hanno fatto svuotare le tasche, noi stavamo mangiando. Non stavamo facendo niente di male. Loro con la loro supponenza da Napulè, da continentali mafiosi, che stiamo facendo qua? Svuotate tutte le tasche. E quindi, capito, questo clima di terrore continuo ha fatto in modo che molti giovani fossero terrorizzati da stare in Sardegna. Per colpa di chi? Per colpa di stranieri che dovremmo remigrare al più presto quando raggiungiamo l'indipendenza, in modo che i mini vannacci vadano in Italianistan da dove sono nati e risolvano i loro problemi di camorra che è intrinseca alla loro cultura, senza fare la morale a noi sardi. Noi dovremmo chiederci perché lo Stato e le istituzioni si impegnano così tanto a far partire i nostri giovani che cercano altrove ciò che avrebbero voluto trovare qui e ciò che lo Stato concede a gente di fuori di costruire delle attività qui che avrebbero potuto fare i sardi. Per generazioni intere abbiamo assistito a questa scena. I migliori anni della giovinezza molti li hanno trascorsi lontano, si sono separate intere famiglie, si sono svuotati interi paesi, intere comunità si sono ridotte di numero quasi di un terzo. Tra 50 anni non esisteranno più. Intere aree dell'isola sono state lasciate in una lenta agonia demografica, dove oggi sono abitate solo da pensionati, tra 20 anni non ci vivrà più nessuno. Tutto questo ce l'hanno fatto passare come qualcosa che noi dobbiamo considerare normale. E se tentiamo di protestare ci troviamo la Digos alle calcagna, ci troviamo la Digos che viene a farci le perquisizioni in casa, solitamente supportati dai soliti Napulè, stranieri invasori che sono in Sardegna e continuano a farci la morale, ma non combattono i loro connazionali che fanno attentati terroristici ad Alghero, portando la loro cultura italiana di mafia. Questo è anche per mandare un messaggio ai vannacciani che dicono che gli italiani sono andati fuori a lavorare come camorristi, perché cosa nostra non l'hanno fatta i cinesi, non l'hanno fatta i pakistani, non l'hanno fatta i marocchini, l'hanno fatta gli italiani. E in Sardegna Cosa Nostra non si può fare, non è compatibile. Non ha i nostri tratti sommatici, ecco. Cosa Nostra non ha i nostri tratti sommatici. E quindi, mentre tutte queste cose accadono, ci chiedono di considerare tutto normale, che dobbiamo stare tranquilli. Si indispettiscono anche quando tu protesti per difendere casa tua. Vabbè, tanto la fine della loro casa sta per arrivare. I musulmani stanno facendo un ottimo lavoro e danno molto filo da torcere in Napulè a casa loro. Comunque non c'è nulla di normale in una terra che perde il proprio popolo, non c'è nulla di normale in un territorio che vede i suoi giovani partire e non tornare, non c'è nulla di normale in una comunità che ogni anno diventa sempre più piccola e sempre più anziana. Non c'è nulla di normale in una nazione dove gli stranieri tengono il potere del dominio, del monopolio della forza. Non c'è nulla di normale in una nazione dove gli stranieri dettano la legge. Non c'è nulla di normale in una nazione dove gli stranieri fanno le operazioni di polizia contro gli indigeni, violando il diritto di autodeterminazione di un popolo nella propria nazione. La Sardegna è dei sardi, non di voi Napulè. Anche se voi credete, perché a scuola vi hanno insegnato che nella cartina geografica dell'Italia c'è la colonia sarda. La colonia sarda, voi non sarete mai sardi, non siete sardi. Non avete nulla a che fare con la Sardegna. Tornate a risolvere i problemi che avete in Italianistan. Tornate a risolvere i vostri problemi di pizzo, di attentati terroristici contro gli imprenditori. Tornate a risolvere i vostri problemi di logge massoniche P2. Tornate a risolvere quelli. Voi non sarete mai come sardi, non sarete mai integrati nel tessuto sardo. Voi siete qui perché avete il privilegio di vivere qui, avete il privilegio, ma non è un vostro diritto. Ve lo concede lo Stato, perché avete le armi in mano, perché siete prepotenti. Ecco, voi non avete neanche l'intelligenza di confronto, perché se non fosse per la vostra prepotenza, se non fosse per l'uso della forza, vi credete che qualcuno, se domani manca lo Stato, ma vi credete che qualcuno vi dà anche da mangiare con la vostra prepotenza? La gente ha paura di voi, non è rispetto, è paura, è terrore. A voi piace costruire uno stato di terrore. Vi divertite, siete dei sadici. E siete il clima che si è creato in Sardegna
negli anni passati, anche a partire dagli anni del Covid, è stato un colpo di grazia, perché una nazione non muore soltanto quando viene conquistata. Una nazione può morire anche perché viene lentamente svuotata, perché si perde fiducia verso la collettività, perché si perde la speranza di poter cambiare qualcosa e vedere sempre gli stessi al potere, protetti e scortati dai vari Napolè. Quando si perde il diritto di immaginare il proprio futuro, perché quando sei lì a protestare pacificamente qualche Napuletti in manganelle ti dice siete anche voi italiani, perché loro vogliono una Sardegna di case abbandonate per far scendere i loro connazionali, fare razzia, giocare sulle disgrazie della gente, comprare le case a un prezzo stracciato per costruire B&B e creare quelle belle cose che hanno portato gli italiani in giro per il mondo. La mafia, l''ndrangheta e la camorra, che non è che se vestono una divisa, sono sempre quel gruppo etnico lì, non è che cambiano, quella cultura si portano dietro, è la loro cultura, bisogna rispettare ogni cultura e bisogna riconoscerla, e quella cultura lì è così, quella cultura lì non ci possono fare niente, ce l'hanno nel sangue. Basterebbe ascoltare le storie delle vicende delle varie famiglie delle nostre comunità, che hanno visto i figli e i nipoti partire e non tornare più. Basta ascoltare il dolore di chi dovrebbe restare, ma non trova le condizioni per costruire una vita dignitosa, subisce pressioni da parte della politica, subisce dei soprusi da parte della burocrazia e degli enti di ritiro del pizzo statale, quali l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Questa non è soltanto una questione economica, è una questione esistenziale, è una questione che riguarda la sopravvivenza dell'intero popolo sardo, perché la Sardegna non è un paesaggio, non è un salvadanaio come pensa l'Agenzia delle Entrate, a cui attingere per pagare 4 parassiti che lavorano come dipendenti pubblici e non stanno lì al computer a guardare il minimo centesimo, ti rompono il cazzo per un bollo di una macchina non pagato, perché la macchina è già la mia. Tu che cazzo vuoi? Le macchine sono le nostre, perché ci dovete chiedere il pizzo? Perché noi ci abbiamo la Sara se ci fate pagare il gasolio quasi a 2 euro? Ma lo vedete che siete dei cazzo di mafiosi? L'importante è che le cose escano fuori, perché tanto per loro la Sardegna è solo una cartolina dove fanno le vacanze, dove vari di questi personaggi si fanno trasferire, si fanno pagare la trasferta d'estate, i vari Napolè vanno nelle caserme a Portocervo, lì i controlli antidroga non esistono, anzi, perché la Sardegna viene presentata dalle agenzie di viaggio come cartoline di montagne, cartoline di spiagge, cartoline di città, ma non esiste più la nazione che ha dato significato a questa terra. Non vogliamo essere ricordati come l'ultima generazione di sardi che ha lottato per una propria indipendenza nazionale, una propria autonomia etnica di decidere in casa propria quali leggi devono essere applicate e come si deve gestire il monopolio della forza, perché noi dei tribunali, dei processi, non ce ne fotte un cazzo. Noi abbiamo risolto sempre il problema in altre cose. Un mio nemico non lo voglio vedere denunciato, processato nel tribunale italiano, a me non me ne frega niente. Il mio nemico lo voglio vedere schiacciato. Se qualcuno mi entra in casa a rubare, io devo avere la possibilità di sparargli. E non devo affrontare un processo dentro il tribunale italiano, non devo denunciarlo per farmi risarcire il furto che mi ha fatto in casa, mi basta di donare una scopettata. E anche non lesiva, sparato col sale grosso. È più democratico. Oppure, se qualcuno tenta di stuprare una donna, perché io devo chiamare la polizia e fargli affrontare un processo, poi il giudice lo assolve perché magari aveva disturbi mentali? No, è meglio risolverla subito. Io sono contrario alla galera. La galera non serve assolutamente niente. È meglio risolvere la questione subito. Poi ci saranno quei ritardati che dicono no, ma tu vuoi farti la giustizia personale, si finisce in Far West. No ragazzi, ci sono tanti posti nel mondo dove tu ti puoi fare giustizia se qualcuno ti fa un torto. Anche la Sardegna era così. E fidatevi che questo sistema più diretto permette una maggioranza di democrazia. Voi anche che vi reputate cultori della Repubblica antifascista, questo retaggio che voi avete della divinazione dello Stato è derivato proprio da una cultura fascista. Mussolini, una delle prime operazioni che ha fatto per costituire il regime è istituire il registro di porto d'armi, perché prima del fascismo le armi erano libere, chiunque poteva possedere un'arma, chiunque poteva difendersi. Mussolini ha creato il monopolio della forza incentrato nello Stato, di cui la gente non poteva più difendere la propria dignità personale in maniera autonoma. Figuratevi che prima del fascismo c'era anche la sfida a duello, cioè se uno ti rompeva i coglioni dici ok,
sfidiamoci a duello, la risolviamo subito. Era più democratico, ma a voi vi piacciono le leggi ereditate dal fascismo, per cui dici non è compito tuo, deve pensarci la polizia, deve pensarci il tribunale italiano, perché voi siete delle persone infantilizzate, avete bisogno della maestrina che vi difende, perché non siete capaci di prendervi le vostre responsabilità di fronte alle vostre azioni. E avete bisogno sempre di un cane da pastore che vi controlli, perché probabilmente non siete in grado di gestire determinate situazioni e di gestire i vostri istinti. Riconoscete che voi non siete né in grado né di intendere né di volere, che non siete delle persone perfettamente adulte, che abbiano una distinzione del bene e del male, e quindi avete bisogno sempre di un cane da guardia, perché se no lasciati da soli siete come le scimmie. Fate solo casino e avete bisogno di quello che ogni tanto vi tira la catena, non siete in grado di costituire una società. Per questo avete bisogno del poliziotto, del magistrato, avete bisogno di quello che vi pulisce il culo, avete bisogno di quello che vi allaccia le scarpe, perché voi non siete in grado di essere liberi. Per questo avete bisogno del politico, continuate ad andare a votare, continuate a essere sottomessi ai vari cani da pastore, urlare generale, generale, quanto pena mi fate, veramente. E io dico, bisognerebbe costruire più centri di recupero per danni mentali, però so che l'italianismo è una malattia incurabile. E noi sardi dovremmo, per salvarci, costruire un sistema alternativo a questo che è l'infantilizzazione di ritorno programmata, il fatto di avere paura di essere liberi, di autogestire noi la nostra terra, la nostra giustizia, la nostra politica, in maniera diversa, con un sistema diverso, non con un sistema fatto di delegati, di rappresentanti. No, noi possiamo costruire un sistema a nostra misura, non dobbiamo replicare il sistema dell'Italianistan. Non vogliamo essere il popolo che osserva la propria estinzione senza reagire, non vogliamo essere spettatori della nostra scomparsa, non vogliamo essere coloro che non hanno fatto nulla e si sono lasciati vincere dai propri nemici. Noi dobbiamo credere nella nostra forza, dobbiamo investire nella nostra cultura, dobbiamo difendere la nostra lingua, dobbiamo sostenere chi vuole creare lavoro, dobbiamo valorizzare chi produce, dobbiamo abolire il pizzo di Stato e tutte le sue tasse, dobbiamo cacciare via chi detta legge a casa nostra, perché siamo solo noi che possiamo decidere quali sono le regole a casa nostra, perché lo Stato italiano non farà mai i nostri interessi, è il nostro nemico. Lo Stato italiano è straniero, un nemico invasore. Dobbiamo costruire una Sardegna capace di offrire opportunità ai suoi figli. Nessun popolo sopravvive se rinuncia a se stesso, nessun popolo sopravvive se dimentica la propria storia, nessun popolo sopravvive se non detta legge nel proprio territorio e lascia la legge in mano agli altri, agli svariati stranieri non sardi che ti dicono come devi vivere, come devi respirare, chi devi frequentare, cosa devi pensare. Nessun popolo sopravvive accettando passivamente il proprio declino. I nostri antenati ci hanno insegnato le regole del rispetto, le regole dell'autogestione, le regole di imporsi in casa propria e far rispettare anche gli stranieri questo posto. Gli stranieri devono rispettare questo posto e il suo popolo, non a parole, con i fatti. I nostri antenati ci hanno consegnato una terra che non era perfetta, non era una terra felice, ma questa era la nostra terra. Questa è la nostra terra, non dei Napulè, non dei vari ebrei che vengono, non dei musulmani. Questa è la nostra terra. Questa è nostra, non è dei cittadini del mondo. Non è dei cittadini del mondo. Questa terra è dei sardi. Noi abbiamo il dovere morale di consegnare alle future generazioni una Sardegna viva, abitata, prospera, consapevole della propria identità, dove i sardi sono padroni a casa loro. Perché i popoli non scompaiono solo quando vengono sconfitti, spesso scompaiono quando smettono di credere nella propria identità, quando smettono di credere di avere in futuro, quando si sottomettono a potenze straniere che detengono la forza militare nel proprio territorio. Perché i popoli non scompaiono solo quando vengono sconfitti, spesso scompaiono quando credono di essere qualcos'altro rispetto a quello che gli hanno lasciato. E noi oggi affermiamo che la Sardegna ha un futuro, affermiamo che casa nostra e la nostra storia devono riprendere il proprio corso, che noi ci dobbiamo autodeterminare, che dobbiamo cacciare via gli invasori stranieri, che dobbiamo riprendere il controllo di questa terra e che nessuno consideri inevitabile ciò che ha progettato, ciò che hanno progettato fuori e ciò che ci stanno imponendo.
Nulla è inevitabile, è inevitabile che loro se ne vadano. È inevitabile che loro se ne vadano. Nessuno confonde il declino con il destino. Nessuno scambi la rassegnazione per saggezza. Finché esisterà anche solo un sardo disposto a difendere questa terra, a difendere la memoria, a costruire il futuro della Sardegna, la Sardegna che avrà una speranza per vivere. Finché il popolo sardo saprà riconoscersi nella propria storia, nei propri valori, nella propria etnia, nella propria casa comune, nel proprio destino, nessuno potrà venire a cancellarlo. Nessuno. Neanche con le armi, neanche i vari Napulè prepotenti, mafiosi che vengono a terrorizzarci, perché questi sanno benissimo quando ci mancano di rispetto, quanto vale il rispetto per noi, perché noi abbiamo un alto livello di rispetto nella nostra cultura. Loro nella loro da Napulè, da terroristi piduisti, camorristi, non ne hanno rispetto. Loro conoscono solo il valore della forza, il valore del boss di quartiere, il valore di quello che hanno costruito in Italianistan, fondamentalmente. Il video finisce qui. Spero che questo messaggio arrivi a molti sardi, venga ripreso o rimbalzato da altre parti, anche se magari la mia voce non è un granché, i video che faccio non sono un granché. Però spero veramente che si passi il messaggio che i sardi devono tornare qua e che le opportunità non se le devono cercare, le dobbiamo creare e dobbiamo spazzare via questa classe di parassiti. Questa classe di parassiti che hanno ucciso la Sardegna. Compreso dobbiamo spazzare via tutte quelle cellule di cancro, di malattia che abitano la Sardegna, che si stanno occupando di uccidere i centri abitati col traffico di cocaina, di crack e di altre sostanze che stanno uccidendo letteralmente le comunità sarde. Queste sostanze sono arrivati con l'invasione del continente europeo. Quando sono arrivati gli europei ci hanno portato a noi questi vizi che non c'erano in Sardegna. È ora di tornare tutti e di fare una bella pulizia. Buona remigrazione. Lenta vino teni mandas a su balon scetti a schina bascia massa gente mia onda compora un conto in banca tu su sonno chi me le ha che gusta cazzo e vita di greschi un mao Fizzo che si sfrutta mentre che s'ammarra in sua officina e sughi nel donao c'è di groppo che sta polizia no abbasci russa longa manca il sushi le vietu grazie al sud e suroni sfrori su gemello miseria e oppressioni non mi fa sceverare disterno campai cadenas come macchiare imparau questa vita no e scetti giorni basta a brusa teso no adatto a